Porteranno il nome di Giulia Cecchettin, la giovanissima laureanda in ingegneria biomedica dell'Università di Padova, sequestrata e uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, le borse di studio che l'università ha istituito attraverso il programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con fondi del PNRR. Si tratta di 10 premi di laurea del valore di 1.000 euro ciascuno che saranno riservati a studentesse meritevoli che negli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 conseguiranno la laurea in ingegneria biomedica che venerdì sarà consegnata alla famiglia di Giulia in sua memoria. 5 incentivi da 1.000 euro ciascuno andranno a sostenere studentesse che si sono iscritte o si iscriveranno ai corsi di lauree scientifiche del BO, come esonero o semi-esonero dalle spese di immatricolazione. Venerdì mattina alle 11, nell'aula magna del BO, sarà consegnata alla famiglia di Giulia, a papà Gino e alla sorella Enela, la laurea in sua memoria.